walk on the white side. Take a walk on the white side. Take a walk on the white side. Avete sentito questi suoni? Nei momenti che precedono l'ingresso del direttore, la platea, in attesa dell'inizio del concerto, si ammutolisce quando una quasi impercettibile nota dell'oboe dà il là al primo violino, che, insistendo sulla nota, facendo scorrere l'archetto su e giù su una delle quattro corde, permette al resto degli strumenti di accordarsi tutti gli uni agli altri. È questo il momento cruciale dell'accordatura, che crea una specie di esplosione di suoni, apparentemente disarmonici, che può evocare alla mente il caos prima della creazione, il mito della nascita dell'universo. Quest'onda confusa di note dissonanti si blanda fino a trasformarsi in silenzio. Quella nota che non si sente, ma dalla quale tutto comincia e nella quale tutto finisce. Arriva il direttore. Questa sera vorremmo raccontare la storia di un nostro illustre concittadino, nato proprio qui, a Ca' Cornera di Taglio di Po, nella seconda metà dell'Ottocento. È la storia della musica che ha accompagnato tutta la sua vita, assieme ai suoni del nostro grande fiume, il Po, e ai colori della nostra terra, che non lo hanno mai abbandonato, anzi, lo hanno plasmato nella sua crescita artistica. Racconteremo le vicende che ne hanno caratterizzato l'esistenza, quasi come a leggerne lo spartito, quello della sua vita. Bismarck Mantovani, nato a Taglio di Po nel 1874 a Ca' Cornera, in una grande casa che ora non esiste più e di cui abbiamo solo una foto vecchia e rovinata. Sì, sono nato proprio là, in quella grande casa a ridosso dell'Argine del Po. Il giorno del mio battesimo, nella sua corte, era stato allestito un tavolo lunghissimo che arrivava fino dentro casa. E mio padre si preoccupava che fosse sempre colmo di cibo e non mancasse mai il vino fresco, appena spillato dalle botti della sua cantina. Mio padre si chiamava Paolo. Quel giorno aveva chiamato tutti, parenti, amici e anche tutti i contadini che abitavano nella zona. C'era un gran vociare di gente che rideva, scherzava e si congratulava con i miei genitori, mescolato allo schiamazzo e agli stridi dei bambini che correvano per tutta la corte, liberi. Si festeggiava la nascita di Bismarck, Solferino, Costante, Benedetto, Mantovani. Don Amedeo, il parroco di Taglio di Po, che
che era venuto a battezzarmi nella chiesa presente nella proprietà, aveva chiesto a mia madre Matilde il perché di tutti quei nomi strani e lei dolcemente aveva risposto che aveva dovuto cedere alla grande ammirazione che mio padre aveva per il cancelliere tedesco e al suo patriottismo, che voleva ricordare i caduti di quella battaglia risorgimentale. Costante per rispetto verso il proprietario della terra che la nostra famiglia amministrava e benedetto in lode al Signore, perché tutti i figli sono una benedizione di Dio. Quella scena mi è stata raccontata così tante volte, ormai sembrarmi quasi un vero ricordo. Ora questa grande casa non c'è più e nella chiesa ormai dirocata non c'è più neanche la campana che proprio mio padre aveva fatto arrivare da Agnone e che risuonava nella campagna quasi a voler lanciare un messaggio di pace e di fratellanza. Quei luoghi. Non è stata certo la guerra a distruggere, a devastare questa casa e i suoi abitanti, ma l'inesorabile scorrere del tempo. I luoghi della mia infanzia mi hanno legato indissolubilmente a questa terra. Non ho mai staccato il cordone ombelicale che mi ha tenuto congiunto alla mia famiglia, nemmeno quando ero in tournée per tutta Europa o oltreoceano, in America. La mia infanzia è stata quasi quella di un predestinato. Tra i ricordi più vivi che io porto in giro per il mondo, anche in età adulta, c'è come mia madre abbia sempre cercato di insegnare a tutti noi suoi figli, a cogliere la bellezza in tutte le sue forme. È un tramonto. Una sera nostra madre ci disse: Ho una sorpresa per voi! Io e i miei due fratelli più grandi, Costante e Tarsillo, quella sera non finivamo più di rincorrerci e di strillare per tutta la corte, ma quelle poche parole furono sufficienti a fermarci e a condurci al fiume, in una atmosfera di grande aspettativa. Ci sedemmo sul pontile, con le gambe a pendoloni sull'acqua. La luna dorata stava sorgendo, mentre il sole stava tramontando in una miriade di colori accesi che sembrava che il fiume si incendiasse. Nostra madre era dietro di noi e aveva aperto le braccia e aveva le palme rivolte verso l'alto, invitando anche noi a fare lo stesso. Con una mano sembrava accompagnare il sole che lentamente stava scomparendo all'orizzonte, mentre l'altra sembrava sospingere verso l'alto la luna, che diventava sempre più luminosa, fino a diventare argentea. Ci muovevamo quasi come delle bilance, in estatico silenzio, come timore di rompere quell'incantesimo, ascoltando la voce sommessa di nostra madre che stava evocando la luna. Ascoltate, sentite il fiume. Il fiume canta alla luna.
Quando Bismarck aveva circa 8 anni, da Chioggia era venuto a Taglio di Po il maestro Antonio Oreste Penzo, che si era prefissato di istituire una scuola di musica in paese. Nonostante poche famiglie potessero permettersi di pagare le lezioni e soprattutto di trascurare il lavoro, il grande entusiasmo ed eloquio del maestro ottennero i primi risultati, contagiando molte persone. Iniziò così a insegnare il solfeggio, teoria musicale e a suonare, solo per amore della musica, per nutrire l'anima della gente che contribuiva come poteva. Questo sarebbe stato per Bismarck l'inizio di un viaggio alla scoperta della musica e ben presto avrebbe capito che questa sarebbe stata la sua strada. Fu così che prese in mano per la prima volta un violino. Ricorderò sempre la prima volta che il maestro Penzo mi mise un violino fra le mani, una grande emozione. Mi disse che era stato lo strumento stesso a scegliere e io ci credetti perché anche solo toccarlo, averlo fra le mani, mi faceva sentire affine ad esso, quasi un senso di appartenenza. Dopo qualche anno e molti progressi, il maestro Penzo convinse i genitori di Bismarck a iscriverlo al Conservatorio di Venezia. Il primo anno fui ospitato in casa di messer Francesco Olivier. Mi sentivo un po' perso, un po' spaesato in quella grande città, abitare con estranei, lontano dalla mia famiglia. L'anno successivo invece abitai in casa di un insegnante del conservatorio, il professor Luigi Guarnieri, di origine adriese e anche amico di mio padre, che mi volle addirittura incluso nella sua classe, dove insegnava il professor Tirindelli, professore sia di violino che di composizione. Non fu un caso né per raccomandazione se Tirindelli e io ti abbiamo inserito nella nostra classe, bensì soddisfazione nell'affinare un talento e doti musicali spontanee. Sapevo che apprezzavano la costanza e la determinazione degli studenti, dei allievi. E io cercai di ripagarli, di ricambiarli con l'impegno. E credo di non averli mai delusi. 9 anni dopo giunse alla fine degli studi. Conseguì così nel 1894 il diploma di maestro e insieme gli fu conferito il Gran Premio per il violino, un riconoscimento concesso solo agli allievi di levatura eccezionale. Tutta la mia famiglia esultava, orgogliosa del risultato raggiunto, del grande obiettivo. Sarò sempre grato a tutti loro per l'incondizionato sostegno che mi hanno sempre dato e l'impegno per potermi fare nel conservatorio.
Quel diploma non fu un punto d'arrivo, ma di partenza verso una carriera piena di soddisfazioni, però anche di impegno costante e sacrificio. Fu proprio il professor Tirindelli che alla consegna del diploma gli consigliò di iscriversi al successivo triennio di perfezionamento a Venezia, o ancor meglio al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, fornendolo addirittura di lettere di presentazione per noti compositori dell'epoca come Hans Richter e Camille Saint-Saëns. Questi erano tra i maggiori esponenti dell'interpretazione musicale dei grandi maestri del passato, come Bach e Mozart, e fautori della musica dell'avvenire, come quella di Liszt e Wagner. Milano era il polo dei musicisti più noti e degli esordienti più ambiziosi. Già, l'ambizione di perfezionarmi nello strumento era per me un ulteriore impegno, ma anche per la mia famiglia un ulteriore sacrificio. Così una sera affrontai l'argomento e chiesi a mio padre di sostenermi per ulteriori 3 anni, economicamente si intende. Mio padre e mia madre rimasero in silenzio e si scambiavano con lo sguardo eloquenti valutazioni sulle prospettive economiche della casa. Anche mio fratello Costante, dopo un attimo di sorpresa, abbassò lo sguardo e rimase in silenzio, come assorto nei suoi pensieri. Tra gli impegni imminenti della casa c'erano proprio il suo matrimonio e anche il matrimonio di nostra sorella Allegrina, e tutto ciò comportava ulteriori spese. E poi c'era anche e sempre il lavoro in campagna. Il silenzio venne interrotto dall'altro mio fratello, Tarsilo. Ah, che bello! Se andrai a Milano potrò venirti a trovare. Fu proprio in quel momento che Costante alzò lo sguardo e disse a mio padre di essere favorevole, di impegnare le risorse economiche della casa per i miei studi e per il matrimonio di Allegrina. Parole che riempiranno per sempre il mio cuore di gratitudine, perché sapevo che quella era la strada giusta, era la mia strada. Per Bismarck fu l'inizio di un ulteriore periodo di perfezionamento dello studio del violino. La madre Matilde si era accordata con Bice Sullam, appartenente ad un'importante famiglia dell'alta società milanese, sfruttando le conoscenze di suo padre, Paolo Bergamini, per anni amministratore delle terre della famiglia Sullam nel delta del Po. Bismarck sarebbe stato ospitato nella loro abitazione a Milano. Era un ambiente tra i più ricercati e all'avanguardia, che gli permise di venire a contatto con molti dei musicisti più importanti dell'epoca.
ero fra persone con cui mi trovavo perfettamente a mio agio. Ogni mia giornata trascorreva praticamente immersa nella musica. Sul pianoforte a coda della casa Sullam componevo melodie e intrattenevo gli ospiti durante le feste a cui partecipavano personaggi illustri di Milano. Lì ho conosciuto Costanza Sullam, da tutti chiamata Nina, una persona veramente straordinaria. Aveva solo 3 anni più di me ed era affascinante, risoluta, estroversa, traboccava energia e ne spendeva moltissimo nel cercare di risolvere il problema del prossimo. In quello era una vera pioniera. Dovevate vedere come lottava per migliorare le condizioni lavorative ed economiche delle donne, per esempio, e del loro collocamento al lavoro. Era fidanzata con un filosofo col quale condivideva la vocazione per l'attivismo politico. Se me ne ero innamorato, diciamo, non ho mai avuto il coraggio di chiederlo, anche perché poi lei mi considerava come un fratello. Era una bellezza delicata, quasi spirituale, intelligente, riflessiva. In lei percepivo una forza interiore, una energia travolgente che avrebbe infiammato il cuore di chiunque. Ne ero completamente soggiogato. L'aspetto, il fascino, il modo di parlare, il modo di intrattenersi con gli altri avevano lasciato il segno. Dal canto mio, però, non potevo distogliere la mia attenzione dallo studio. Se volevo gettare le basi per la mia carriera, per la mia futura carriera, dovevo cercare nuovi ingaggi per mettermi in evidenza e aumentare così anche la mia disponibilità di denaro. Del resto, non avrei mai potuto partecipare alle attività che tenevano impegnata Nina, anche se quello era l'unico modo per starle vicino. In quel periodo Bismarck strinse amicizia con Hans Richter, affermato direttore d'orchestra, straordinario interprete dei romantici tedeschi, Wagner soprattutto, di cui aveva diretto la prima L'Anello del Nibelungo. Quasi alla fine del triennio di studi, Bismarck cominciò ad andare anche in tournée fuori Milano, proprio seguendo Richter a Roma e a Napoli. Andare in tournée, allontanarmi da Milano, rese meno doloroso assistere ai preparativi per il matrimonio di Nina, che coincidevano proprio con la fine del mio triennio di studi. Per l'occasione, Bismarck musicò una poesia di Pietro Tuar, che piaceva molto a Nina, dal titolo Il tramonto, e compose per lei questa romanza.
Era un modo delicato e rispettoso per dichiarare i miei sentimenti. Sarò comunque sempre grato a Nina per avermi introdotto nel suo ambiente e fatto conoscere così l'élite del mondo musicale dell'epoca. La grande occasione però si presentò nel 1898. All'apertura del Teatro alla Scala, appena restaurato, il grande direttore d'orchestra Arturo Toscanini lo chiamò a ricoprire il ruolo come primo violino, per la prima dei Cantori di Norimberga di Wagner, un ruolo molto importante. Fu un grande successo. Bismarck era al settimo cielo, aveva solo 24 anni e la sua carriera prometteva di non deludere le migliori aspettative. E per qualche tempo la collaborazione con Toscanini fu costruttiva e soddisfacente. Ma Toscanini era un genio innovatore, accentratore, perfezionista e iracondo. Il suo temperamento focoso gli faceva rompere bacchette durante le prove, lanciare partiture e insultare i musicisti in una ricerca incessante della perfezione. Era in perenne disaccordo con tutti e inevitabilmente arrivò il giorno in cui anche la relazione con Bismarck si interruppe, quando l'ennesima sfuriata creò un'insanabile frattura. La sua carriera però ne avrebbe risentito moltissimo. Tuttavia, nei giorni successivi, Bismarck ricevette l'invito di Pietro Mascagni per una lunga tournée in Canada e negli Stati Uniti. All'improvviso la delusione lasciò il posto all'euforia. Però c'era quella ragazza, Iparia, si chiamava Iparia, vero? Sì, Iparia. L'ho incontrata la prima volta a Venezia, poco prima di partire per la tournée americana di Pietro Mascagni. Mi ero recato all'inaugurazione della Galleria d'Arte Moderna a Capesaro, accompagnato dal mio vecchio professore Luigi Guarnieri e anche dal suo figlio Antonio, che era stato mio compagno al conservatorio. E mi aggiravo per le sale insieme ad Amerini, un amico mio, giornalista e anche critico d'arte, e ci scambiavamo così le impressioni che le diverse opere d'arte ci evocavano. Mentre camminavo non potei non notare una ragazza. Aveva avuto poco meno di 20 anni e ero rimasto affascinato, impressionato dalle tutte le varie espressioni che assumeva il suo volto di fronte ad ogni opera. Ero rimasto molto impressionato soprattutto da come brillavano i suoi occhi, tanto da rimanere quasi turbato. Dopo un po' si avvicinò a noi e salutò il professore. Era stata una sua allieva, anche se non aveva concluso il percorso di studi fino al diploma. Diceva che non era di talento sufficiente per continuare. Disse che lavorava in una libreria in piazza San Marco. Dopo un po' ci salutò e se ne andò via, con mio grande rammarico, però io sapevo dove andarla a trovare. Difatti, il giorno dopo
andai in libreria e così i giorni successivi, tutti i giorni finché prima di partire. Le raccontavo un po' vantandomi che dovevo seguire Pietro Mascagni nella sua tournée americana e le promisi un po' scherzosamente che le avrei portato un regalo al mio ritorno. Quella tournée in America, nonostante l'entusiasmo e l'accoglienza degli appassionati di ogni città dove si esibivano, fu travagliata a causa della malafede dell'impresario e degli ostacoli continui che creava, spostamenti di date non concordate, richieste di inserire in organico musicisti imposti, senza possibilità di valutarli in audizione, nessun rispetto per la copertura delle spese che gli competevano. Malgrado le difficoltà economiche che avevano costretto molti musicisti all'abbandono, la tournée continuò ugualmente. Bismarck rimase con Mascagni fino alla fine e per gratitudine il compositore gli regalò la bacchetta con cui aveva diretto fino a quel momento. Quella bacchetta divenne un prezioso cimelio per la mia famiglia. Molti anni dopo la regalai a mio figlio Annunzio, in occasione proprio del suo debutto come direttore d'orchestra. Dopo la tournée con Mascagni, Bismarck ritornò in Italia nel 1903 con in tasca una nuova proposta di lavoro. Era atteso a Monte Carlo per la stagione dei concerti che iniziava a marzo. Questa volta era il vecchio compositore e amico Camille Saint-Saëns che doveva ringraziare per la raccomandazione, grazie alla quale aveva ottenuto l'ingaggio.
Passai qualche settimana a Taglio di Po prima di partire, circondato dall'affetto di tutta la mia famiglia. Trovai i miei genitori molto invecchiati e provati dalla consuetudine, dalla quotidianità. Anche la vita dei miei fratelli e delle mie sorelle era cambiata. Allegrina si era sposata ed era andata a abitare a Donata, mentre Costante purtroppo era stato colpito da una grave tragedia. Sua moglie Rosa era morta dando la luce al loro figlio Paolo, che sarebbe morto poi poco dopo. Tarsillo stava per diventare papà, ma non aveva nessuna intenzione di sposarsi. Luigi invece aveva compiuto da poco 18 anni e aiutava mio padre nella conduzione della fattoria. E infine Paolina era diventata una bella signorina, sempre succube del mio fascino, come fin da piccola. Rinvigorito così dalle cure di sua madre e dall'affetto di tutta la famiglia, tornò a Venezia, dove ebbe l'occasione di vedere l'enorme vuoto lasciato dal campanile di San Marco, crollato solo qualche mese prima, cosa che gli provocò un grande senso di smarrimento, come a tutti i veneziani d'altronde. Qui incontrò l'amico Damerini e gli chiese un accurato resoconto della tournée con Mascagni, da pubblicare sulla Gazzetta. Dopo questi piacevoli momenti tra amici e parenti, Bismarck partì per Montecarlo. Capitava spesso di essere invitati a fine serata a qualche ricevimento privato, a dimostrazione dell'apprezzamento per gli artisti che l'avevano animata. L'atmosfera dei salotti rispecchiava l'essenza di un'epoca storica e sociale incredibilmente esaltante. Fu alla fine di una rappresentazione che la principessa Irina fece recapitare un biglietto a Bismarck, dove lo informava che avrebbe intrattenuto alcuni amici a casa sua dopo il concerto e sarebbe stato suo gradito ospite. Non conoscevo la principessa Irina, anche se la vedevo praticamente tutte le sere nel suo palco a teatro. Avevo notato la sua bellezza esaltata dalla sua eleganza dei suoi abiti. Era sempre circondata da un folto stuolo di amici e ammiratori. In casa sua, tra divani ricoperti di velluto e cuscini di seta, si parlava sempre di teatro e di musica. Prima di congedarmi, quella sera la principessa mi chiese di ritornare il giorno dopo, nel tardo pomeriggio. Accettai. Ero l'unico ospite, per cui temetti di essere arrivato troppo presto. La principessa
apparve vestita con un abito che metteva molto in risalto il suo splendido corpo. Disse che voleva farmi un regalo e mi porse il violino che aveva fra le mani, dicendo che non le piaceva il suono di quello che usavo nei concerti, che non era meritevole della mia bravura. Fu proprio in quel momento che, con stupore, mi accorsi che era un prezioso testore, antico di quasi 200 anni. Ciò mi inorgoglì. Questo dono fu l'inizio di un'amicizia e di un certo affiatamento fra i due. Per tutta l'estate parteciparono insieme a feste, gite e altri eventi mondani, dove aristocrazia e alta borghesia insieme condividevano le luci della nuova vita cittadina, animate dal generale ottimismo che la scienza e le sue scoperte avevano instillato nella gente. Anche gli spettacoli a teatro e l'animazione vivace dei caffè, aperti ormai tutta la notte, suscitavano nelle persone un'eccitazione emotiva e una generale euforia. Irina seppe lusingarlo dicendo che era diverso dagli altri, celebrando il suo talento e con ineffabile fascino lo indusse a credere di far parte anch'egli della sua sfera sfavillante. Dimenticando le sue origini contadine, Bismarck perfezionò il suo francese. Imparò a parlare ancor meno di quanto fosse la sua indole e a mandare fiori in gran quantità. Una notte Irina mi chiamò nella sua camera e da quel momento mi ebbe in pugno. E senza dare confidenza, usando il temuto sguardo di cui era capace, sospeso fra l'indagine e il sogno, pretese da me un asservimento totale, cosa che però mi feriva. Mi teneva come in bilico tra il sussiego e l'altezzosità del suo sguardo, la civetteria e la sensualità di cui sapeva abbandonarsi. Era come in altalena, una volta in alto, poi in basso, poi ancora in alto. Per farla finita pensai di chiedere di sposarmi, anche perché credevo che fosse un suo desiderio. Glielo chiedevo dappertutto, per le scale, in carrozza, ai balli. Lei faceva la misteriosa e sorrideva, senza rispondere. La svolta fu quando, poco dopo 7 mesi di quella estenuante volubilità, per non impazzire e salvare qualche briciolo di orgoglio, decise di partire. Con alcuni colleghi, Bismarck andò a Londra, dove suonò all'Imperial Institute, poi a Vienna, dove ebbe l'opportunità di partecipare al concerto diretto da Gustav Mahler in onore del re di Sassonia. Anche di ritorno a Taglio di Po per festeggiare il Natale con la famiglia, non riuscivo a nascondere la mia tristezza e il mio dolore.
nato a Venezia, alloggiavo in un albergo. E anche se sarei dovuto ripartire poco tempo dopo, mi piaceva rivivere la città, percorrere le sue calli, camminare nei campielli. Sentivo come un senso di calore dentro la loro intimità. Un giorno, mentre passavo il pomeriggio al Lido, seduto a un tavolino, ebbi la netta sensazione di essere osservato. Mi guardai varie volte intorno, ma non riconobbi nessuno fra le persone intorno. Stavo per accendere una sigaretta quando a un certo punto la vidi. Iparia stava avanzando verso di me sorridendo. Bismarck, come stai? Sei tornato da molto? Mi alzai di scatto e, cercando di nascondere il mio disagio, la strinsi la mano effusivamente. Rammaricato per aver dimenticato di portargli il regalo dall'America. La sua vivacità, il suo piacevole parlare a ruota libera ben presto mi fecero recuperare una certa disinvoltura. Passammo insieme tutto il pomeriggio e anche il successivo. Per incontrarmi con lei tutti i pomeriggi. Con Iparia stavo bene, ne avevo passato ore serene che mi avevano fatto dimenticare le mie pene d'amore. La sua leggiadria, la sua freschezza avevano quasi indotto a cercarlo di essere anch'io, ma anche a mia volta. Volevo essere sicuro però di essere completamente guarito nel mio animo, prima di impegnarmi in una nuova relazione, soprattutto per timore di ferirla col mio comportamento. La svolta fu quando, poco dopo, incontrò il suo amico Antonio Guarnieri. Era diventato un virtuoso del violoncello ed era reduce da una lunga tournée in Italia e all'estero. Era impegnato in una serie di rappresentazioni al Teatro Malibran, proprio a Venezia, e chiese a Bismarck se era disponibile a coprire un posto vacante nell'orchestra. Accettai con gioia, anche perché il nuovo contratto mi permetteva di rimanere a Venezia e senza intaccare troppo le mie finanze. Passai le settimane tranquille a scrivere ai miei amici, anche a riposare e a incontrarmi tutti i giorni con Iparia, prima di recarmi al Malibran. Iparia era figlia di un ferroviere e sua madre era morta quando aveva 5 anni. La piccola era cresciuta con la zia, sorella di sua madre, che poi, dopo il periodo di lutto, aveva sposato suo padre. Aveva potuto studiare e trovare un lavoro che non fosse in fabbrica e con gli esigui guadagni del suo impiego, non necessari all'economia della sua famiglia, poteva affermare il diritto alla libertà di scelta su dovere e obbedienza, a differenza della maggior parte delle sue coetanee. Possedeva un carattere forte e determinato, accompagnato alla tipica disinvoltura delle donne veneziane, che si esprimeva col sorriso e nell'eleganza dell'atteggiamento.
incontravamo un po' dappertutto. Piazza San Marco all'imbrunire è molto suggestiva quando accendono i lampioni. E dal Florian, oltre all'odore e all'aroma del caffè, si sentono le note della musica che fanno da sottofondo al vociare della gente. Ricordo che una sera dovevo andare a suonare al Gran Ballo in Maschera a Capesaro. Era stato un ballo organizzato addirittura da Eleonora Duse. Iparia si divertì un mondo, col volto celato dietro la sua maschera, ad ammirare gli sfarzosi costumi degli invitati. Rimase soprattutto affascinata dalla Duse e anche da Gabriele D'Annunzio, che quella sera lesse alcune pagine del suo romanzo autobiografico, Fuoco. Per Iparia furono momenti esaltanti. Fu proprio durante quella sera che Bismarck venne invitato a recarsi il giorno successivo allo studio dell'ambasciatore del re del Portogallo. Il re Carlo I di Portogallo, per ridare lustro e popolarità al suo governo e al suo paese, si proponeva di organizzare una serie di concerti in varie città. Accettai di getto. L'unico rammarico era il pensiero di Iparia, anche se non ero pronto a definire con un nome il sentimento che io provavo per lei e che forse meschinamente fingevo di non sentire. Molti anni dopo glielo chiesi: Iparia, ma perché mi hai voluto? Ma perché sei tu? E poi suoni magnificamente il violino. Ho sempre ammirato il suo umorismo, con quel fondo di saggezza semplice. Intrapresi la tournée in Portogallo con grande entusiasmo e con ottimi risultati. Lisbona, Coimbra, Santarém, Praga, Viseu, Porto e poi ancora Lisbona. Il fatto che io dirigessi l'orchestra a memoria, senza leggere lo spartito, infervorava la gente e se ne ebbe risonanza addirittura nella stampa, tanto che di città in città trovavo un'accoglienza sempre più calorosa. Il successo si concretizzò con un contratto triennale e la nomina a direttore stabile principale. La notizia del nuovo contratto e la sua nomina arrivarono in contemporanea ad un'altra notizia. Iparia era incinta. Il 15 novembre 1905, mentre Bismarck era ancora in Portogallo, nacque il suo primogenito, Annunzio Paolo Mantovani. Quando ritornai a Venezia, mio figlio aveva quasi 5 mesi
e me ne fui subito conquistato. Annunzio rappresentava per me una continuità, una nuova opportunità. Nel 1907 in Portogallo il re Carlo I di Braganza conferì a Bismarck il titolo di cavaliere, decorandolo con l'ordine di San Giacomo della Spada. La situazione politica però si era aggravata molto. Nel 1908 re Carlo I fu assassinato. Dovetti tornare in Italia, decorato ma senza lavoro. Così però potei abbracciare la mia secondogenita, Remila. Sì, come le note musicali. Compiva un anno proprio in quel momento lì, proprio in quei giorni lì. Annunzio intanto cresceva forte e sano e non vedevo l'ora di potergli insegnare a suonare qualche strumento. Tra i pari e me non si parlava di matrimonio, vivevamo insieme e ci manifestavamo in giro come se fossimo una coppia unita. Era la mia famiglia. Mi dovetti accontentare di suonare in piccoli ensemble a Napoli, Roma, Salisburgo, anche a Londra. Tra un viaggio e l'altro, nel 1910 nacque la mia terzogenita, Elsa. Era venuta al mondo proprio pochi giorni dopo che la cometa di Halley era arrivata, che la Terra aveva attraversato la sua scia. La gente aveva una gran paura che quella luce fosse causa di eventi nefasti, di terribili tragedie. Invece io e Iparia salimmo sull'altana della nostra casa a Casareggio, a Canareggio, per osservare il fenomeno. Non importa da quale finestra osserviamo il firmamento, il cielo è sempre lo stesso. Qui, in America, in India, è tutto uguale, cioè la luna e le stelle non cambiano. E questa notte risplende della stessa luce ovunque, dappertutto. È come una meditazione, vero? Non successe nulla. Nessun gas velenoso, nessuna sciagura. C'era solo l'aria umida della notte, il profumo dei fiori nei vasi e il luccichio del mare in lontananza. Immobili, avvolti da quella luce bizzarra e dal silenzio, rotto solo dallo sciabordio dell'acqua.
Pochi mesi dopo venne l'occasione di dirigere una compagnia italiana all'Opera House di Londra per una stagione intera. Bismarck e Iparia si sposarono e partirono per l'Inghilterra con Annunzio e Remila, mentre Elsa, di appena 5 mesi, fu affidata alla famiglia di Iparia fino a quando non fosse stata in grado di viaggiare. I bambini e mia moglie si ambientarono con naturalezza nella nuova città. I miei figli poi addirittura a scuola impararono a parlare l'inglese senza particolari accenti, al contrario di me che non avevo mai perso la mia influenza, la mia inflessione veneziana. Anche molti anni dopo, quando venivo intervistato a causa della grande fama che aveva acquisito mio figlio Annunzio, soffrivo proprio di rispondere con quella tremenda cadenza. Rimaneva però il grande rammarico di non avere con noi la piccola Elsa, troppo cagionevole di salute, troppo delicata per affrontare un viaggio così lungo. A volte ripenso al grande coraggio che ha avuto sempre mia moglie. Per lei l'importante era che fossimo insieme. Non aveva altro desiderio che fossimo sempre insieme, io e lei, e questa... Ammetto di non aver mai capito profondamente questa sua profonda saggezza. Il mio diverso modo di intendere la vita, la responsabilità, il dovere, mi preoccupavo soprattutto della carriera, di quello che i miei colleghi pensavano di me e molte altre cose che ritenevo importanti. La paura del fallimento mi aveva reso vulnerabile e l'insuccesso mi avrebbe fatto sentire sbagliato. La profondità di cuore di Iparia invece sapeva da sempre che bisogna rischiare per cercare di realizzare i propri sogni e fare le cose che ci piacciono. La piccola Elsa aveva appena compiuto 4 anni, quando, il 28 giugno 1914, a Sarajevo, venne assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria. La prima guerra mondiale sconvolse la vita di milioni di persone e anche la nostra. La pace, la prosperità, il benessere, la carriera, tutto finito. Tra la fine del 1917 e l'inizio del 1918 cominciò a dilagare la pandemia, che poi verrà chiamata spagnola, anche se era importata dalle truppe americane in Europa. Venivano chiusi i cinema, i teatri e impedita ogni forma di assembramento, persino i funerali.
e nello stesso tempo andava evitato ogni cenno all'incubo che si stava vivendo. Con la disfatta di Caporetto del 1917, l'emigrazione dei polesani in Friuli aveva invertito la rotta. Sua sorella Paolina e il suo marito tornarono completamente senza nulla, ma vivi. Sua madre Matilde morì e suo padre Paolo l'anno successivo. Morirono Costante, sua moglie Rita e il loro figlio più piccolo, Pietro, lasciando orfani gli altri 4 figli. Morì anche Allegrina e suo figlio Dante. Pari a Dio, potemmo tornare in Italia a Taglio di Po solo nel 1923 a piangere i nostri morti, ma finalmente anche andare a Venezia a riprendere nostra figlia Elsa, che per fortuna era sana e salva e aveva ormai 13 anni. Tornarono a Londra, dove potevano ritrovare le relazioni e le fragili sicurezze che in un momento tanto drammatico erano l'unica cosa a cui potersi aggrappare. Bismarck era nel pieno della maturità, ma si ritrovò di colpo anziano e malato. Il corpo afflitto da un'asma cronica, lo spirito indebolito dai lutti e dalle incertezze. Suo figlio Annunzio, però, gli aveva chiesto di imparare a suonare il violino e divenne il suo più talentuoso allievo. La sua eredità non sarebbe andata perduta. Per tutta la mia esistenza ho cercato ostinatamente il bandolo della matassa degli eventi meravigliosi e dei tiri mancini che la vita mi ha giocato. La mia vita. Trasportato e travolto dalla corrente del destino, o forse ne sono stato io timoniere a guidarla, nel bene e nel male. Ecco, sorge la luna. Il fiume organizza la sua orchestra. Una parte studiata con precisione nelle sue diteggiature. La pece, sfregata contro le corde, si trasforma in polvere. Un gesto. E finalmente l'arco dà vita allo spartito. L'altra notte ho sognato mio padre e mi sussurrava: calmati, ora ti aiuto io, posando il violino ai piedi del mio letto. Guarda, Bismarck, ti ho portato una nota. Il prezioso violino di Bismarck continuò a suonare tra le dita di suo figlio Annunzio, che divenne un eccellente violinista, un famoso arrangiatore e un direttore d'orchestra, omaggiato nel 1960 con una stella nella Walk of Fame di Hollywood a Los Angeles.
è delicato il mio violino. Ha una voce umana dentro di sé. Mi scivola intorno. Mi scivola dentro. Sciacqua, sciaborda, Scroscia, schiocca, schianta, romba, ride, canta, accorda. discorda. Io dico sì e lei prova, è una coppia. Questa non è stata. Buonasera a tutti, colgo questa occasione per ringraziarvi davvero uno ad uno per essere stati qui questa sera e a nome dell'Associazione Città della Musica vorrei ringraziare innanzitutto gli attori Riccardo Zanella e Marica Marangoni, a cui un altro applauso. A Jessica Reddy per il lavoro di regia. Vorrei ringraziare anche la famiglia Crivellari per la disponibilità dei locali per le prove di questo spettacolo e per aver recepito per primi l'importanza di un personaggio così importante
come Bismarck Mantovani per la comunità tagliolese. A questo proposito mi permetto di suggerire all'amministrazione comunale l'idea di poter pensare, magari in un futuro prossimo, di intestare almeno una piazza, una via, un qualcosa a Bismarck Mantovani, perché penso che ora che l'abbiamo scoperto sia il caso di valorizzarlo. In cima alla lista dei ringraziamenti però non posso che mettere Sonia Pasini, autrice del romanzo da cui è tratta la rappresentazione teatrale, e vi ricordo che all'uscita c'è la possibilità anche di acquistare il suo libro. E lei ha voluto donare, vado sul veniale, 1.000 euro dal ricavato delle vendite dei romanzi per creare una borsa di studio intitolata Bismarck Mantovani. Applauso, mi unisco anch'io con le mani impegnate. Abbiamo deciso in accordo con Sonia di destinare metà della somma per l'acquisto di 2 violini da studio per dare incomodato d'uso gratuito tramite la scuola di musica Eureka di Daglio di Po ai futuri giovani studenti di violino, e l'altra metà al merito di un giovane talento di Daglio di Po. Dovete sapere che dopo Bismarck Mantovani ci sono stati molti valenti violinisti nel nostro paese. Non si sono diplomati o laureati, ma sono stati dei musicisti importanti per Daglio di Po. Penso a Imo Passarella, del quale abbiamo eseguito anche un brano, Angelo Brunello, Ugo Ricchi ed Ermogene Casellato. Il primo maestro di violino, invece, diplomato in conservatorio, è arrivato solo nel 1990. Sto parlando di Vicenzino Bonato, per chi non lo conoscesse. Qualcuno starà pensando, beh, tu, io sono a Taglio di Po ormai, abito a Taglio di Po, la mia famiglia è a Taglio di Po ormai, ma sono comunque di Goro. In realtà avevamo pensato proprio a Vicenzino Bonato per la consegna del premio, che aveva accolto anche con entusiasmo la proposta, ma per motivi di lavoro musicali non ha potuto essere qui con noi questa sera. Il maestro Vicenzino Bonato, lasciatemi dire 2 parole perché so che qualcuno non l'ha mai conosciuto, non tutti siamo in Taglio di Po. Si è formato in conservatorio di musica a Castelfranco Veneto, si è diplomato appunto nel 90 sotto la guida di Massimo Battistella, e fin da giovane ha intrapreso una brillante e intensa attività concertistica. Dal 92 ricopre stabilmente il ruolo di primo dei secondi violini presso l'Orchestra Filarmonia Veneta. La sua esperienza l'ha portato a collaborare con alcune delle istituzioni lirico-sinfoniche più rinomate, tra cui il celebre Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Verdi di Trieste, ed è cofondatore dell'Orchestra Archi Italiana, diretta dal maestro Mario Brunello, un ensemble con cui si esibisce stabilmente nel 95. Con l'Orchestra d'Archi Italiana ha collaborato con nomi famosissimi come Guidon Kremer, Natalia Gutman, Giuliano Carmignola, Dalino Rossi, Enrico Dindo. Ha partecipato a collaborazioni internazionali di prestigio con ensemble quali la Camerata Baltica e la Kyoi Symphony di Tokyo. Oggi è titolare della cattedra di violino presso l'Istituto di Loria e Castello di Godego. Scusate. Però a fine ottobre, i primi di novembre, era proprio tra il 31 ottobre mi sembra, abbiamo avuto il nostro secondo violinista diplomato. Dopo Bismarck e Vicenzino, il nome del violinista è quello a cui abbiamo pensato di dare questa prima borsa di studio, ed è proprio quello del primo violino del quartetto che avete ascoltato questa sera. E io inviterei sul palco Enrico Pozzato.
E speriamo siano comunque molti in futuro i violinisti a Taglio di Po, no, Enrico, in modo da non lasciare tutto sulle tue spalle. Enrico ha già comunque promesso di impegnarsi ad insegnare violino presso la scuola di musica. Se strappo le cose. Infine vorrei lasciarvi leggendo ad Enrico e a tutti voi la lettera che Vincenzino ha scritto in risposta al nostro invito. Mi ha scritto. Posso intanto consegnare? Ah, certo. Grazie ancora Sonia per questa cosa. Leggo la lettera. Carissimo pubblico in sala, prima di tutto un saluto e un abbraccio a tutti voi e un ringraziamento speciale a chi ha organizzato questo evento. Mi piace pensare che qui ci sia ancora qualcuno che si ricorda di me, nonostante la mia breve ma intensa presenza a Taglio di Po. Anche se mi sono trasferito a Castelfranco Veneto a 18 anni, gli anni passati lì mi hanno lasciato l'imprinting che mi è rimasto addosso per tutta la vita. E ora veniamo a te Enrico, ciao. Sai, sono passati ormai 40 anni da quando anch'io con un violino tra le mani e un sogno grande decisi di partire. Ho lasciato la mia famiglia, la mia casa, le voci amiche delle strade che conoscevo e non è stato semplice. Fu una scelta difficile, piena di sacrifici, ma dentro di me c'era una sola certezza: la musica sarebbe stata la mia strada. Quel cammino, iniziato grazie all'intuito del mio fratellone maggiore, credo ci sia anche stasera qui con noi, mi ha portato lontano. Ho avuto la fortuna di viaggiare nel mondo, calcare palcoscenici di teatri prestigiosi e condividere la mia arte con musicisti e direttori straordinari. Ogni successo che ho avuto era un frammento di vita che riportava con sé un po' della mia famiglia, del mio paese, delle mie origini. Oggi, pensando a te, mi rivedo quel ragazzo che ha creduto nel suo sogno nonostante tutto. So che anche tu hai dovuto affrontare ostacoli imprevisti e momenti di cui tutto sembrava difficile, ma tu hai avuto il coraggio di non arrenderti e la caparbietà di chi ama davvero ciò che fa. Hai trasformato la difficoltà in forza ed è per questo che il tuo traguardo non è solo un diploma, una laurea, ma una testimonianza di tenacia, passione e amore per l'arte. C'è una cosa però che né tu né io dobbiamo mai dimenticare: l'importanza della famiglia. Io non sarei mai riuscito a partire senza l'amore di chi mi ha sostenuto, anche da lontano. Ricordo ancora gli sguardi dei miei parenti in teatro. Quando incrociavo i loro sguardi capivo che erano lì per me e vedevo il loro orgoglio nel vivere quel momento. E tu Enrico non saresti arrivato fin qui senza la presenza instancabile dei tuoi cari, che ti hanno accompagnato e incoraggiato. A loro va un ringraziamento profondo. Perché suona bene ma scrive anche bene, perché la musica nasce dal cuore ma cresce solo se è circondata da persone che ci vogliono bene. Oggi purtroppo non posso essere presente in questa splendida serata di premiazione. Sono impegnato in un concerto dove stiamo eseguendo la sinfonia numero 9 di Beethoven, che culmina nel celebre inno La Gioia, e mentre lo suonerò penserò a te Enrico, perché la gioia che Beethoven ha scritto nelle sue note è la stessa che ti auguro per il tuo futuro, una gioia sincera, luminosa, piena di musica e di vita. Che il tuo cammino sia sempre accompagnato da quella stessa armonia, che a ogni tuo passo risuoni come un inno alla gioia e che il tuo violino possa raccontare al mondo la bellezza di chi crede nei propri sogni. Con affetto e stima, Vincenzino Bonato. Abbiamo un omaggio anche per, richiamiamo un attimo anche per l'ultimo applauso, Alberto ed Elisa, con i quali abbiamo condiviso molte note, e anche un ringraziamento a Raffaele Gennari per il tutto fare che questa sera è stato prezioso.
io non ho molto da dire. Vi ringrazio per aver riempito questa platea e ringrazio tantissimo la Sonia, dico là proprio con tutto l'affetto ormai della familiarità, però non sarebbe potuto realizzarsi senza Riccardo e la Marica. Riccardo sono 2 anni che crea questo copione e quindi è proprio stato un viaggio. E Marica, come avete visto, ha fatto proprio queste donne un po' così, oltre che la voce narrante, di questa vita da raccontare. Volevo solo dire che il motivo per cui ci siamo impegnati è perché quello che ha scritto Vicenzino sembra proprio che ci siamo messi d'accordo. È un po' una cosa che abbiamo sentito tutti quando abbiamo cominciato, perché abbiamo dovuto quasi sempre allontanarci da casa e andare verso posti in cui, come diceva Bismarck, c'erano tanti nuovi estranei, adulti anche, ma non sempre gli adulti come quelli che hai a casa, adulti estranei, e quindi l'abbiamo sentita tutti questa cosa che la musica ci portava da una parte a fare la cosa che ci piaceva di più, dall'altra la cosa che ci piaceva di meno, cioè stare in mezzo degli estranei e comunque un po' in disagio in un posto in cui non conoscevamo tutti. E quindi questo mi ha proprio affascinato, ho pensato che è una cosa che si ripete, no? Nell'Ottocento, nel Novecento, nel 2000. E quindi insomma, e poi l'altra cosa è il fatto, come diceva prima Leandro Maggi, che nessuno sapeva chi fosse e il taglio di po' che gli ha dato i Natali non lo sa, non era giusto. Adesso lo sappiamo. Grazie Sonia. Ringraziamo l'amministrazione comunale, anche se oggi Laura non ha potuto essere qui, che ci ha dato questo bel, come sempre, questo bel palco. E basta, noi non abbiamo altre parole tranne di ringraziarvi per essere stati fino a questo momento con noi e alla prossima, vedremo, non si sa mai, non si sa mai. Grazie ancora. Accendi tutto. Catching teardrops in my head. My heart is branching wide, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die just to see, but I'll be a bag of bones driving down